Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è l'altra metà della radio, parità di rassegna, Antonino Danna al microfono con voi, con la nostra padrona di casa Laura Ravetto che vada immediatamente a salutare. Buongiorno Laura. Ciao Antonino, buongiorno a te, sono ore belle per il centrodestra, eh? Decisamente, dopo 20 punti di stacco a Tridico, di che cosa vuoi discutere? Cioè... Beh, certo, discutere anche del fatto che oltre alla nostra capacità, l'ottimo risultato, gli elettori hanno capito una cosa fondamentale, che l'unità del centrodestra è un'unità vera e quindi la premiano. L'unità del centrosinistra è una forma geometrica forzata per tentare di vincere, senza programmi comuni e senza capacità poi di governo comune, e quindi gli elettori la bocciano. Esattamente, aggiungerei anche un'altra cosa. La Calabria era la terza regione per percezione di reddito di cittadinanza. La Calabria è la stessa regione che con un enorme distacco ha detto a Tridico, padre del reddito di cittadinanza, statene dove sei che non ci interessa. Quindi, come vedete, non è vero che nel meridione d'Italia non cambia mai niente. Qualcosa pian piano cambia, che è la cosa più importante. Sono d'accordo e poi anche un messaggio, diciamo, importante anche ai valori, perché è evidente che anche l'elettore di sinistra non è scemo. Se tu candidi una persona che ha già la poltrona comoda, vuol dire che tu stesso non ti stai mettendo in gioco e non hai reale valore. Questo l'abbiamo visto anche con Ricci. Cioè, non è che tu puoi candidare l'europarlamentare perché dici tanto poi se perdo ho già la poltrona tranquilla. Non è così, cioè uno che si candida perché veramente aspira a guidare una regione o a guidare una città. E così invece, insomma, è una finzione anche quella. Beh, Tridico non si era portato nemmeno la residenza in Calabria per poter fare almeno la presenza al seggio che gli facevano la foto mentre metteva la scheda nell'urna. Quindi... Esatto. Cioè... Esatto. E comunque anche ho sentito la conferenza stampa, no? Poi tutti dicono farò il capo dell'opposizione, ma in realtà tornerai a Bruxelles, chi si è visto, e quindi diciamo così come gli elettori di centrodestra premiano la destra, gli elettori di sinistra stanno dicendo alla sinistra così non va, e non va neanche bene questa geometria. Poi detto questo non è che noi dobbiamo dare consigli agli avversari, però è evidente la dimostrazione del fatto che certe ricette e certe scelte evidentemente hanno fatto il loro tempo. Hanno fatto il loro tempo l'attivismo, il movimentismo per Gaza, il movimentismo per la Palestina. Pure Tridico voleva riconoscere lo Stato di Palestina nella prima seduta del Consiglio Comunale calabrese nel caso in cui avesse vinto. Ora, per quel poco che ricordo io di diritto internazionale, sono gli stati che riconoscono le nazioni, gli altri stati, non le regioni d'Italia. Ma anche qua, queste tutte campagne elettorali fatte su argomenti che evidentemente la gente che arriva a casa la sera e risponde alla domanda come è andata oggi nei modi più svariati, effettivamente non è forse quello il primo degli argomenti che interessano né ai marchigiani né tantomeno ai calabresi. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori 0292947222, il telefono è aperto da adesso, oppure 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Aggiungo anche un'altra cosa: se io fossi Fico, il candidato appunto dei 5 Stelle in Campania, qualche domanda me la porrei davanti alla sonora bocciatura della proposta di reddito di cittadinanza avanzata ai calabresi. E evidentemente, insomma, l'idea che stai a casa e prendi dei soldi non funziona più. È un giochino che non abbindola più così tanti elettori.
è segno che manca un programma, manca un'idea, manca una cosa, cioè manca il contatto con la realtà. Contatto con la realtà che invece nel bene e nel male c'è, quantomeno c'è nel centrodestra, poi lo si può criticare o meno, ma quando io penso ad alcuni provvedimenti, come ad esempio la rottamazione quinquies, quello è un provvedimento che ha attinenza con la realtà, per il semplice e banale motivo che ci sono tanti piccoli imprenditori che hanno avuto problemi con il fisco e lo Stato ti viene incontro e cerca di risolvere i problemi. Contrariamente alla solita retorica di certi sindacati che tanto gli imprenditori, le partite IVA, i liberi professionisti sono tutti una manica di ladri, questo perché non dichiarano mai niente al fisco. E continuiamo con questi stereotipi e continuiamo a fare le piazze piene e le urne vuote, come diceva Pietro Nenni. Sì, un esempio è anche valevole per le regioni. Io sono Ah, sicura che in Calabria abbia anche pesato tutta l'attenzione che sta dando Matteo Salvini come Ministro delle Infrastrutture alle infrastrutture per il Sud. esatto. Indubbiamente, piuttosto che parlare, diciamo, della Palestina, al calabrese, giustamente, da parte di un governatore di regione, poi può parlare di Palestina e Israele in altri contesti e in altri ambiti, ciò che interessa realmente è che cosa chi deve amministrare il territorio fa per il suo territorio. E quindi in questo caso, diciamo, dal punto di vista delle infrastrutture, il nostro segretario, nonché vice premier, sta facendo parecchio. Sì, soprattutto sul lato ionico dove c'è questa strada statale, la 106 ionica, detta la strada della morte, dove i megalotti sono partiti e quindi con il tempo sarà finalmente costruita un'arteria stradale sicura che non attraversa i paesini, che non ha i ponti di Mussolini, ma ha i ponti dell'epoca del XXI secolo e che permette di viaggiare in piena sicurezza, evitando incidenti e manovre azzardate che spesso sono causa di bollettini di guerra nei weekend e non solo su quella benedetta strada che è la cosa più importante. Poi c'è anche il ponte che Tridico era pronto a sconfessare perché con i soldi del ponte poteva fare 30 ospedali. Insomma, siamo sempre a quei Il discorsi, no? classico Poi benaltrismo, no, il sì, sì, classico sì, benaltrismo, no, come se una cosa escludesse l'altra, no, i benaltristi fanno così, trovano esatto. degli argomenti appunto benaltristi per dire quella cosa non va fatta, se no bisognerebbe fare l'altra, no, si possono fare entrambe, basta avere la volontà politica e saper stanziare le risorse, perché non mi sembra che le risorse non siano state stanziate in questo ambito, no? Le risorse sono state stanziate, va Eh anche beh, dato anche col merito. PNRR, diciamo anche sulla sanità le regioni hanno da amministrare, no, il tema è sempre trovare la scusa, no, poi voglio dire, se a parità di risorse alle regioni, perché come tu sai e come cerco di spiegare spesso in TV per controbattere a questi populismi che vorrebbero lo Stato cattivo, che dà meno alle regioni del Sud per la sanità, come tu sai, le regioni ricevono lo stesso identico importo per paziente, nel senso che i criteri sono identici per tutte le regioni, cioè le risorse sono calibrate al numero di anziani, al numero di residenti, come per tutte le regioni, no? Allora risulta abbastanza incredibile che non tanto e soltanto la più definanziata sia la Lombardia, che è al secondo posto tra le più definanziate, però è la più efficiente in salute, no? Ma che ci siano Certo. altre regioni del sud che invece sono alte come finanziamento, ma purtroppo la gestione delle risorse non è stata efficace. Quindi ecco, spesso questa cosa degli ospedali è una scusa per non responsabilizzare chi invece poi i soldi li deve amministrare e li dovrebbe amministrare come se fossero, diciamo, bene sacro. Soprattutto questo punto, bisognerebbe averne rispetto perché in realtà, come diceva la Thatcher, non esiste il denaro pubblico, esiste il denaro che ti viene dato dai cittadini attraverso le tasse. Proprio per questo bisognerebbe averne rispetto. Anziché fare i bilanci, tramandati oralmente come l'Ilia dell'Odissea, che Occhiuto ha trovato questa situazione qua, i bilanci tramandati oralmente. Diciamo pure sta roba. Diciamo Esatto. pure che Nino Monteleone su Rai 2, giornalista di tutto rispetto, ha raccontato tutto il giochino che si fa con le fatture inoltrate più e più volte
e tanto siccome nei bilanci i numeri erano tenuti alla buona di Dio, alla come viene, magari i calabresi hanno pagato 3 o 4 volte la stessa fornitura, magari, perché? Perché la vacca di Stato è bella da mungere, specialmente quando il bilancio non è messo per iscritto. Parliamo di questo, parliamo di queste cose, perché poi è facile dire, l'autonomia differenziata, qua, là, questo e quest'altro. Sì, va bene, però mi pare che l'autonomia in fondo c'è già e se la Regione Calabria non riesce a gestire da sola la sua sanità, tant'è vero che è ancora oggi commissariata, un motivo ci sarà. Se alle 8 della No, sera purtroppo l'autonomia non c'è ancora, ma ci sta lavorando Calderoli, nel senso che oggi c'è la possibilità di sì, spesa differenziata delle regioni, però poi a pagare è sempre lo Stato. Mentre è sì proprio questo certo, che si cerca di fare con l'autonomia differenziata, cioè si dice guarda che le risorse che ti do, le risorse che hai, devi tu risponderne non solo come spesa formale, ma anche nei soldi che darai. Quindi poi sei tu concretamente che stanzi i fondi in regione, sei tu che hai la responsabilità. Questa è la differenza con l'autonomia vera, perché l'autonomia finta è quella in cui di fatto la regione va con la carta di credito dello Stato a fare shopping, no? La regione deve andare con la sua carta di credito, che non significa che non ci sarà un approccio solidaristico dello Stato quando ci sono dei casi che necessitano solidarietà, ma significa che questi casi non subentreranno se c'è spreco e lì allora i cittadini potranno decidere se confermare o meno un presidente di regione, perché vedranno come ha veramente speso quei soldi. Non vedranno come oggi che dà le indicazioni di spesa e poi i fondi li deve mettere lo Stato. infatti, tra l'altro. Per cui significa anche, e questo è un'ulteriore spinta, a votare, scegliere e far gestire la cosa pubblica a persone che siano effettivamente preparate, non gente che è là perché alla fine ha imboccato il momento opportuno, s'è trovata lì al posto giusto nel momento giusto e sta là ancora a fare il politicante. Io poi sai, quando vedo delle persone, tra l'altro, riprese dalla TGR Calabria dietro a Tridico e sono persone che io ho avuto come compagni al liceo e conosco insomma il loro milieu culturale, il loro modo di essere, di fare, ecco, a maggior ragione mi dico: "Vabbè, lasciamo stare che è meglio, bocca mia taci, perché così ci evitiamo la querela." Questo è quello che ti dico. Insomma, Certo, ecco. Senti Laura, sono le 14:30, 10 secondi di stacco con un jingle, torniamo subito. perfetto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci, le 14:30 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, 0292947222. Se volete intervenire in trasmissione, l'altra metà della radio, Laura Ravetto, la padrona di casa, Antonino Danna che l'accompagna in questa rassegna stampa al femminile. Laura, 7 di ottobre, 2 anni. E dopo 2 anni ancora dobbiamo sentire gente dalla flottiglia che ha il coraggio di dire che gli stupri sulle israeliane non erano veri. Che cosa si è Leader, perso in questi 2 anni? oppure leader dei Pro-Pal che si alzano dagli studi televisivi se si nomina la senatrice Già, Segre. già. Guarda, purtroppo in fondo dietro molti, non tutti, perché non è che io ci credo che ci sono molte persone anche in buona fede che sono scese in piazza, però purtroppo al netto dei violenti che abbiamo visto devastare le città e che esistono e non si può far finta di non vedere, anche tra i non violenti non tutti sono in buona fede, perché alcuni sono mossi da un sentimento contro gli ebrei. Io questo lo dico tranquillamente e ripeto, se una si alza da un studio televisivo perché si nomina la Segre, fa una cosa gravissima. Poi l'albanese si è giustificata, ha detto che non voleva che venisse strumentalizzata la senatrice, però insomma la scena l'abbiamo vista tutti, poi uno può giustificarsi come vuole, ognuno avrà la sua impressione, possiamo perlomeno dirci
che non sono avvezzi al confronto. E questo è gravissimo, perché in qualche modo c'è la volontà di imporre una propria visione del mondo, mentre noi ci ricordiamo tutti le urla strazianti di quei ragazzi, di quei giovani che stavano facendo festa, ci ricordiamo bene da chi è iniziato tutto e non l'abbiamo mai dimenticato, e questo non è significato non dare il necessario supporto ai civili palestinesi, non è significato non essere in prima linea perché si facesse una trattativa di pace, e ricordiamoci che tutti coloro che irridevano Trump, perché io ne ho incontrati tanti nei salotti televisivi che irridevano Trump, adesso insomma dovrebbero almeno avere l'onestà intellettuale di dire però questo Presidente degli Stati Uniti, al netto di come andrà poi o non andrà la trattativa, è stato il primo e l'unico che è riuscito a mettere al tavolo quelli che poi era necessario mettere al tavolo, cioè quei paesi di fatto che finanziano Hamas, perché questo è, e dirgli così non si può andare avanti, e proviamo un accordo, e già l'effetto si è avuto, perché si è avuto il cessate il fuoco sulla Palestina. Ma io purtroppo, che seguo tutte le trasmissioni televisive, anche quelle radical, anche quelle di sinistra, seguo la 7, non ho ancora sentito uno dire in maniera esplicita complimenti a Trump. Mi piacerebbe tantissimo oggi, non so, collegarmi con Tagadà e sentire la Panella che fa i complimenti a Trump, ma nutro dei dubbi. Beh, per ovvi motivi. Se l'avesse detto il malfermo Biden, sarebbero tutti in piazza a festeggiare. C'è una telefonata, Laura, la prendiamo? Vai, certo. Pronto, chi è là? Vi ringrazio. Buongiorno, sono Ciao, Vittorio Vittorio. Antonino. Buongiorno, Caro dottore, Vittorio. ti faccio i complimenti, anzi ci facciamo i complimenti sulla Calabria, giusto? Non c'è dubbio su questo discorso. Giusto. Però non ho giusto. sentito dire mai ti carico, lo dico io, mi assumo le responsabilità. Quando era presidente dell'INPS, quante presidenze aveva e dove doveva andare? Prima aveva 5, 6, 10, 20 presidenti, mentre che facevo presidente all'INPS, no? E guadagnava dappertutto. Di questo non l'ha detto mai nessuno. Comunque, se si è fatta, loro continuano così e noi aumentiamo nell'insieme. Volevo soltanto dirvi, ieri per esempio sul ponte dello Stretto, va bene? Sono andato in ufficio, mio figlio mi si laurea adesso, e c'è il ragazzo mi hanno domandato, senta, ma lei per il ponte, dico, come fosse per me che a decidere gli altri per il ponte. Il ponte non è solo il ponte, sono tutte le infrastrutture che sta facendo Salvini. Questo dico, non solo, ma il motivo perché sono contrario al ponte è perché i pesci sottostante al ponte saranno coperture per l'ombrello, non potranno più pigliare il sole sotto il ponte. Vabbè, non ci credo. Purtroppo. Va bene. Una sola cosa, ne approfitto dell'onorevole, chissà potete fare qualche cosa nella rottamazione delle cartelle, e non è mia personale. Io ho perduto una causa, un ricorso sbagliato dell'avvocato, e quindi il signor avvocato non ha versato i 1.000 euro, 900 euro per il ricorso al TAR o 900 euro di contributo amministrativo. Praticamente questo mi portò, che non me ne sono accorto, mi portò come cittadino, e come può capitare a lei, a me, a tutti, va bene? Certo. A una multa, non si può fare, sanzionare di 3.000 euro che io sto pagando. Contemporaneamente l'avvocato mi ha fatto pure un ricorso che non sapevo niente al CGA, va bene? Lo stesso ricorso che ho perduto matematicamente non l'ho potuto ritirare, e sono altrettanto 3.000 euro, quindi non è che io voglio eliminare 1.000 euro che mi aspettavo, diventano da 100 a 300. Questo è stato applicato pure quando c'è stato Berlusconi per il giudice di pace. Prima non si pagava niente, le persone non lo sanno, non versano i 100 euro e poi ci arrivano 400 euro a casa. Dico, in questa cosa io l'ho dettagliata, l'ho mandata a capogruppo della Camera, si è interessata la segretaria, si è pigliato le appunti, ma non vedo nessun movimento, quindi io mettevo 55 rate, no io, ma come me ce ne saranno diverse, povere gente che non sa niente che cosa ha fatto l'avvocato, lo perde, quando lo perde ci piglia la notifica. Quindi da 900 euro, se passano 30 giorni la causa va avanti, quando si potrebbe tagliare la causa non va avanti se non è compresa dei contributi dovuti allo Stato. Invece uno non ne sa niente, che deve andare avanti, anche se le vuole ritirare, poi ci arriveranno 3.000 euro, 100, 300. Io volevo dire questo appello
per vedere a che punto è arrivata, se si sono interessati. Non so niente. Scusate, sì, ho messo No, questa anzi, cosa. grazie. No, allora, Quindi dunque, 100, rispondo 300. subito su questo perché è interessante. Hai ragionissima, il tema vero di tutte le sanzioni in generale, a maggior ragione di queste, che sono pure sanzioni derivate da omissioni amministrative, cioè nessuno vuole con la sua volontà frodare qualcuno e non pagare 100 euro di registrazione, e che spesso non lo sa, non viene informato dagli avvocati. La cosa abnorme è la sanzione. Non è che la sanzione può essere 4 volte l'importo. Naturalmente, come puoi capire, non si può mettere il meccanismo di fermare la causa, perché se no tu capisci che degli avvocati sgamati, in senso negativo, però sgamati per dei clienti che hanno torto, utilizzerebbero questi escamotage per bloccare tutte le cause che non andrebbero mai, diciamo, a fine, e quindi creando un vantaggio a chi ha il torto nella causa. Però sicuramente la cosa è giusta, è interessante. Io credo che il capogruppo e la segreteria abbiano preso appunto, e non vedrai ancora movimento, perché di fatto stiamo aspettando il provvedimento sulla rottamazione che deve arrivare, come sai. Aspettiamo tutti, Salvini è in prima linea su questo, dovrà venire da un provvedimento governativo e poi dopo avere l'analisi parlamentare. In quella sede credo che tu abbia dato uno spunto importante sulle sanzioni di questa natura, e che quindi vada fatta una riflessione. Io non sono nella commissione competente, che è la commissione finanze, però sicuramente nel mio piccolo questa cosa la segnalerò al Presidente. Ecco, come vedete, la politica vi risponde direttamente attraverso questa radio. Non è vero che la politica sta nel palazzo. Come vedete, la politica mostra di essere l'arte del possibile, e lo è nel momento in cui riesce a interfacciarsi con i cittadini e dare delle risposte. Quindi questo piccola nota a margine per quelli che puntualmente poi dicono: vabbè, ma tanto sono tutti uguali". No, non siamo tutti uguali. Questa è la cosa più importante se vogliamo parlare di politica. Se no facciamo la chiacchiera da bar, e allora restiamo alla chiacchiera da bar. Laura, senti, Ilaria Eccomi. Salis salva per un voto all'Europarlamento. Leggo qua dall'ADN Cronos: l'eurodeputata di AVS Ilaria Salis conserva l'immunità per un voto. La votazione a scrutinio segreto si è chiusa a Strasburgo con 306 voti a favore del rapporto Kyuciuk, che raccomanda di mantenere l'immunità. I contrari sono stati 305, astenuti 17 su 628 votanti. La richiesta di ripetere il voto perché la scheda dell'eurodeputato del PPE Markus Ferber non funzionava è stata respinta dalla presidente Roberta Metsola. Il voto resta, ha detto. È una vittoria dell'antifascismo, dell'Europa antifascista, ha commentato a Salis a Strasburgo in un breve punto stampa, ha preso una sola domanda. Ovviamente, ha detto, sono molto contenta dell'esito del voto, ma soprattutto questa è l'ennesima conferma che non si possono tenere dei processi giusti in Ungheria, né contro gli antifascisti né contro nessun oppositore politico. Quando è che è venuto di nuovo il fascismo in Europa e io non me ne sono accorto? No, soprattutto se fosse venuto bisognerebbe fare una riflessione sui componenti europei dell'Europa, allora, no? Ma è chiaro che questa è tutta ipocrisia, è una vergogna, anzi non è un'ipocrisia, è una vergogna. Questo è un voto non antifascista, democratico, questo è un voto di casta, di pura casta. Qua la casta ha salvato la casta. Qualunque persona giustamente occupi un immobile o prenda, adesso non mi ricordo con quale strumento sia stato usato, aggredisca le forze dell'ordine in qualunque paese, va a processo e va a scontare la sua pena, lei no, perché questo è un voto di casta. Io sono orgogliosa di sapere per certo che, ancorché il voto fosse segreto, nessun collega della Lega ha votato per coprire questa cosa vergognosa. Purtroppo non posso dire lo stesso di tutti i colleghi che conosco degli altri partiti, ma del mio partito sono fiera di dire che, così come si sono comportati in commissione, in aula indubbiamente hanno votato perché questa signorina avesse il processo che doveva avere. Per un voto, tra l'altro, il che sa proprio veramente sa quasi di Un voto di sfottò. casta, forzato, una vergogna, ripeto, una vergogna, che altro dire? Una vergogna. Il messaggio che si manda
e ai cittadini onesti, guardate che c'è qualcuno che può occupare casa, magari la vostra, piuttosto che può aggredire una forza dell'ordine e viene candidato al Parlamento europeo, e poi per l'aggressione alle forze dell'ordine, perché non so se la Sales abbia mai occupato case, probabilmente no, ma per l'aggressione di cui è incolpata non va neanche a processo. E per tutti gli altri che magari hanno fatto le stesse cose, vedi comunque tu sei trattato differentemente da una che fa il deputato europeo. Questo è il duplice messaggio che viene dato, diciamo, alla cittadinanza. Ecco, no, veramente l'Aler a Milano, che io ricordi, avanza qualcosa come 90.000 € di affitti mai riscossi dalla signora Salis, Ah, quindi ecco, quindi pure c'è questo tema m'era passato di mente, anche perché non riesco a immaginare una che abbia fatto una cosa del genere che poi sia al Parlamento europeo, quindi scusami se non mi era sfuggito questo, diciamo, non dettaglio. Che dirti, è una pagina vergognosa, gravissima, e va bene così. Tra l'altro, ripeto, ipocrita, perché se fosse così allora bisognerebbe fare un riferimento totale sullo Stato in sé e su chiunque vada a processo in quello Stato, ma in realtà questa riflessione si fa con direzione esclusivamente per una parlamentare europea di sinistra. Che dirti. certo, questa è la cosa che più ci lascia così esterrefatti, d'altronde. Peraltro ha festeggiato con il pugno chiuso tra gli applausi della sinistra, quindi Certo, sì, sì, ancora il sì, sì. pugno chiuso nel 2025, dobbiamo Sì. assistere al pugno No, ma chiuso. soprattutto tutti questi iperidealisti di sinistra che però si avvantaggiano delle loro posizioni di privilegio. Questa è un voto di casta chiaramente. Io non ho trovato neanche particolarmente brillante il fatto che altri parlamentari, sia italiani sia europei di sinistra, abbiano mollato là gli equipaggi italiani della flottiglia per venire tramite canali diplomatici che sono, diciamo, consentiti ai parlamentari, direttamente ciao ciao, li ha mollati lì e noi torniamo. Ma veramente, se tu sei così idealista e tu addirittura, no, mi fai questi gesti e il pugno chiuso e le cose, tu rimani lì a fare la resistenza fino all'ultimo e per ultimo e fino a che tutti non sono rientrati. Invece, capito, col pugno chiuso però alcuni tranquillamente in Italia mentre altri erano ancora là, e un'altra qua tranquillamente con sosteggia a Bruxelles, che non so quanti 20.000 € al mese, quanto prendono i parlamentari europei, comunque uno sproposito neanche paragonabile a quanto prendono i parlamentari italiani, tra l'altro, bella tranquilla al calduccio. No, soprattutto sai, mi ha molto toccato l'intervista che Benedetta Scuderi di AVS, stesso partito della signora Salis, ha rilasciato poi al Corriere della Sera un paio di giorni fa, dove ha spiegato: beh, ma, io quando sono arrivata lì, gli agenti della polizia israeliana mi hanno sottoposto dei moduli da firmare e 2 non li ho firmati perché prima di partire ci hanno fatto il training e ci hanno spiegato cosa dovevamo firmare e che cosa no. Ora, io per carità di mio sono cazzone, però non ho molta voglia di essere trattato da cazzone da qualcuno che mi parla, perché se tu sei un'eurodeputata, tu non hai bisogno del training, perché se poco poco qualcuno ti torce un capello, ne nasce un casino Certo. diplomatico tra Italia, Unione Europea e Israele che la metà basta, ed è il motivo per il quale, con molta cortesia a spese loro, siete stati messi su un aereo diretto immediatamente verso l'Italia, senza colpo ferire. Allora, per favore, insomma. Ma poi in ogni caso, moduli o non moduli, no, perché io Eh, immagino che a seconda della sottoscrizione che tu fai di un modulo in cui magari ti dicono: "Tu hai violato o non violato il blocco navale", tu puoi ritenerti più o meno responsabile rispetto all'atto, okay, ma premesso che non tutti i parlamentari europei che sono andati lì hanno firmato o non firmato allo stesso modo, perché mi pare che un 5 Stelle abbia detto: "Non ho firmato", l'altro ha firmato, non mh, lo so. Ma il tema non è questo. Il tema è che se anche fosse stato così, tu rimani lì con le persone che sono lì con te, spieghi appunto. loro quello che secondo te, per cui tu sei stato trainato, dovrebbero o non dovrebbero firmare, e stai lì finché non sei sicura che tutti quanti rientrino nel paese, no? E Io invece credo, no? Io eh beh, credo, ecco. Non è che sì, torni, si però chiama ripeto, coerenza al mio paese e pure al tuo. Coerenza si chiama. però va Eh. bene. Vabbè, contenta lei, contenti tutti.
E sono tornati in Italia e vabbè. A fare le S interviste. Sì, appunto, a fare le interviste che le hanno tolto la crema solare e ci dispiace. Vabbè, adesso magari per carità non è stata anche una cosa così semplice in mezzo al mare, figuriamoci, però ecco che tu in qualche modo, se ci credevi davvero, dovevi occuparti anche delle persone che erano con te, no, siamo d'accordo. Se tu veramente Certo. pensi che questa sia una situazione così drammatica, allora tu non lasci le persone con cui hai condiviso qualcosa di ideale secondo te in situazione drammatica, no, vabbè, però ripeto, ognuno poi risponderà alla sua coscienza. Magari per esempio nella massima trasparenza pubblicate tutte le fatture dei bancali di cibo e medicine che avevate imbarcato sulle barche, le avrete comprate, no, magari Sì, pubblichi va bene, questo, però magari sai questo, però io sono strano che a anche bordo non c'era niente. io arrivo anche a spingermi a dirti che, per quanto io la ritenessi pericolosa e dannosa perché poteva mettere a rischio la trattativa di pace che si stava portando avanti, io posso Mh. anche arrivare a dirti che non è uno scandalo, ripeto, per me sarebbe comunque rimasta pericolosa e dannosa e lo è probabilmente stata, ma non è uno scandalo dire faccio un'azione dimostrativa, ok? Purché tu non metta in difficoltà il tuo paese, le persone che son con te. Io non ti sto dicendo che necessariamente mi dovevi dimostrare che era esclusivamente di natura umanitaria, perché come ha detto la Meloni ci sono altri canali umanitari. Però se è una cosa ideale, ripeto, tu non molli lì i tuoi compagni, sei d'accordo? Beh, questo mi sembra fuori discussione appunto, o tutti o nessuno. Esatto. Anche Va bene perché dai, chi si facciamo un po' di esterna pari dalla lotta opportunità. non è propriamente Facciamo un po' di pari opportunità, ecco, perché facciamo un po' di chiaramente pari opportunità. purtroppo abbiamo visto altre situazioni incresciose nel nostro paese, una Sì. cinquantenne che è stata legata, stuprata, incredibile vedere nei giornali un continuo cittadino italiano, cittadino italiano, cittadino italiano. Sì, poi vai a scoprire che il cittadino italiano, adesso non so se avesse 29 anni o cosa, ma era dice sì, cittadino italiano, ma di provenienza africana, lì comprendi proprio quello che noi diciamo sulla cittadinanza, cioè non è che basta dirmi che c'era cittadino italiano e quindi è un problema più grave se era cittadino italiano, cioè io non voglio cittadino italiano, uno che lega una donna mentre fa jogging la violenta, non lo voglio, cioè non può diventare cittadino italiano, cioè, dobbiamo porci il tema su a chi sta ricevendo la cittadinanza italiana. Esattamente. Laura si sta riferendo a un fatto purtroppo drammatico avvenuto 3 giorni fa in quel di Modena. Una donna di circa 50 anni è stata legata con una corda e stuprata sulla ciclabile del percorso Natura a San Damaso, scrive la Gazzetta di Modena. La Polizia di Stato di Modena ha eseguito un'ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere richiesta alla procura ed emessa dal tribunale nei confronti di un giovane cittadino italiano di 20 anni d'origine marocchina accusato di Eccola, violenza sessuale cittadino italiano. pluriaggravata, rapina aggravata, lesioni aggravate per l'aggressione commessa il 19 agosto scorso nei confronti di una donna. La vittima, mentre si trovava in sella alla sua bici sul percorso Natura a San Damaso, nell'area delle casse d'espansione del fiume Panaro, scusate, è stata spintonata e aggredita dal giovane che, dopo averla trascinata in un punto isolato e non visibile e averle legato con una corda prima le mani e successivamente il collo, l'ha costretta a subire una violenza sessuale. Il ventenne è poi scappato, rapinando la donna anche della sua bicicletta, valore circa 4.500 euro, e gettando poco più avanti gli effetti personali della vittima, tra cui il telefono cellulare. Sul posto è intervenuta la polizia con personale della volante, mobile e polizia scientifica. La vittima, dopo essere stata trasportata, soccorsa e visitata in ospedale, ha presentato una querela per quanto accaduto, fornendo una descrizione accurata dell'indagato, consentendo così di approntare un identikit del presunto autore da parte del personale specializzato. E questo, tra l'altro, si aggiunge a una notizia di stamattina battuta dall'ADN Cronos: calci, pugni, la testa sbattuta contro una struttura rigida, morta così per grave politrauma cranioencefalico e toracico addominale diffuso, condizionante un'insufficienza cardiaca, la signora Veronica Bazza, romena di 64 anni, ritrovata morta il 17 settembre nella sua casa del centro di Gela, provincia di Caltanissetta. A ucciderla sarebbe stato il suo convivente, un connazionale di 40 anni,
che ieri al termine delle indagini è stato arrestato dai carabinieri su richiesta della procura. Comunque c'è una telefonata, Laura. Vai, prendiamola. Pronto, chi è là? Buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ben Ciao trovata. Lisetta, buongiorno. Allora, buongiorno. Che noi abbiamo i nostri problemi, è vero, ma anche i francesi, mi sembra, hanno i propri. Certo. Allora, volevo parlare un po' della Francia, tanto per cambiare argomento. Certo. Allora, che un ex presidente della Repubblica, mi sembra, finisca in carcere per corruzione, cioè Nicolas Sarkozy, mentre quello attuale rimanga all'Eliseo con un consenso, mi sembra, risicato, e si ridino a gran voce le sue dimissioni. Le piazze anche lì si riempiono di folle arrabbiate al grido di blocchiamo tutto, come lo slogan mi sembra che abbiamo visto copiato dalla nostra CGIL, purtroppo diciamo tra parentesi dalla nostra CGIL, cui evidentemente è piaciuto, naturalmente. D'accordo. Che il debito pubblico francese sia tutto a un tratto esploso sorpassando quello italiano, che il welfare più all'avanguardia del mondo si chiedano tagli più draconiani come la Grecia. La verità è che in Francia nessuno, secondo me, pensa più al presente, tutti guardano al 2027, mi sembra, cioè alle prossime presidenziali. Fino allora il paese, mi sembra, resterà sospeso, come in apnea, dico io. Macron, nella sua passeggiata solitaria lungo la Senna ieri pomeriggio, deve averlo intuito. Il sistema è costruito su un solo uomo, ma l'uomo mi sembra che non c'è più. E termino, la Francia resterà prigioniera della sua stessa idea di potenza, come sempre, un paese in cerca di un nuovo monarca repubblicano nel mezzo del caos. Ma manca ancora, secondo me, un anno. Che accadrà nel frattempo? Mettiamoci un bel punto di domanda. Io vi saluto tutti e due e arrivederci. Laura. Grazie Lisetta. Allora, noi qua in questa trasmissione parliamo di pari opportunità, però gli interventi di Lisetta sono sempre fantastici e poi dobbiamo dare un po' di pari opportunità ai cugini francesi. Che dire, Lisetta ha fatto la panoramica perfetta, ma il tema perché nasce tutto questo? Perché non si vogliono far votare veramente le persone. Questa è la verità, perché la sinistra sistemica non accetta il fatto, sa benissimo che fuori il voto ormai è tutto da un'altra parte, ma non vuole assolutamente che questo voto venga espresso nelle sedi opportune. Cioè loro tutto questo lo fanno perché la Le Pen, Bardella non riescano ad arrivare al potere. È una cosa vergognosa e questa cosa trascinando i paesi nel caos la fanno. Tutto dove la sinistra ha tentato è stato fatto trascinando i paesi nel caos. E poi è indubbio che la dimostrazione che gli importa poco del paese ma molto della poltrona da Presidente della Repubblica, perché il vero terrore è lasciare quella poltrona ad un'area che non sia quella di sinistra. Ora, per fortuna, diciamo, la nostra opposizione non è tanto prima di tutto ormai è opposizione, ma poi pur avendo provato anche lei a collegarsi ad un sistema evitando, diciamo, l'arrivo del centrodestra, perché io mi ricordo quando noi arrivavamo al governo che tentavano di dire che i mercati si sarebbero scatenati contro. Per fortuna nessuno si è scatenato contro, noi governiamo benissimo, però sicuramente anche in Italia la partita del Presidente della Repubblica sarà una partita fondamentale, perché comunque bisogna che finalmente anche le più alte istituzioni siano espressione di quella che è la reale volontà democratica e maggioritaria nei paesi. Basta avere massime espressioni apicali che sono ancora legate a dei partiti, ad un sistema che ormai è opposizione nei paesi. Cioè la sinistra si mette in testa che se non è d'accordo con le idee della Le Pen, di Orban, deve mettere in piedi un'alternativa che piaccia o che sia accoglibile dagli elettori, non mettere in piedi una rete di potere che eviti l'ingresso di questi soggetti nell'agone politico o nella gestione della cosa pubblica. E quindi ecco, la dimostrazione è che noi siamo l'unico paese in Europa stabile. Perché? Perché è l'unico paese dove il governo è espressione della volontà popolare, della maggioranza degli elettori, quindi non abbiamo
di fatto nessun cedimento anche di consenso dei partiti dell'alleanza. Se ci sono azioni dimostrative, come ci sono sempre le azioni dimostrative, le abbiamo viste sulla situazione internazionale, eccetera, ma gli elettori, la maggioranza degli elettori è in perfetta sintonia col governo che c'è. Non si può dire lo stesso degli altri paesi europei, dove l'elettorato non sta con l'espressione governativa che si ritrova. Appunto, o per riassumere in breve quello che ha detto Lisetta, la Francia rischia di andare a Lourdes e trovare chiuso, cosa che a me è successa per davvero. Comunque, La sintesi mi è perfetta. successo anche questo nella mia vita. Va bene, sono le 14:57. Laura, io ti ringrazio come sempre per la tua presenza e per questa bella trasmissione. Ci diamo appuntamento Grazie a tra te. grazie a te. Tra 168 ore voi restate con noi, anche perché alle 16 riparte la crisomicrofonata, cioè premiata col microfono d'oro pure lei, Alessandra Mori, con Pop Economia e Rumore. Sarà una puntata come sempre coinvolgente. Noi ci salutiamo con una bella canzone di Barbra Streisand, Woman in Love del 1980. Grazie. E niente, più tardi c'è anche Zoom e poi Scuola di Magia con Claudio Borghi. Grazie a tutti, a più tardi. Grazie a tutti, arrivederci a martedì prossimo. Avete ascoltato l'altra metà della radio.